Grazie Presidente. Oggi arriva in discussione una proposta di legge nazionale che non riguarda la nostra Regione. Io invece voglio rimarcare l'urgenza inspiegabile, tant'è che è riportata anche nel titolo stesso di questa proposta di legge: norme urgenti per l'ordine pubblico, la sicurezza, la tutela dei diritti delle donne e dei minori. E voglio che rimanga impresso appunto proprio questo titolo, perché poi ci ritorno. Abbiamo avuto tempi stretti, non c'è stato il tempo di audizione e benché il collega Caligaris dice che non siano state chieste, io ieri le ho chieste in capigruppo e c'è stato ero disposta personalmente al che il Consiglio venisse rinviato la settimana prossima proprio perché avvenisse questo confronto, questo dialogo. Ma evidentemente la Lega non ha bisogno né di confronto né di approfondimento, va dritta come un treno su una questione complicata che investe sia aspetti giuridici che religiosi. Come Movimento 5 Stelle ne abbiamo contestato e ne contestiamo a tutt'oggi il metodo, perché riteniamo che la sola spiegazione è di pura propaganda politica. Nel merito, invece, ritengo che è aria fritta, perché esiste già una legge ed è quella numero 152 del 1975, che vieta l'uso di caschi protettivi o qualsiasi altro mezzo che renda difficile il riconoscimento della persona in luoghi pubblici o aperti al pubblico, a meno che vi sia un giustificato motivo. Testo dunque che non vieta espressamente il copricapo islamico e si presta oggettivamente a interpretazioni di segno opposto. Dal punto di vista giuridico è intervenuta, e la riprende anche il collega Caligaris nel dossier della legge, la nota sentenza del Consiglio di Stato, la numero 3076 del 2008, che viene spesso citata come la più importante su questo tema. I giudici erano chiamati a esprimersi su un'ordinanza del sindaco del comune di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, che aveva espressamente incluso tra i mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona anche il velo che copre il volto, tra cui il burqa e il niqab. L'ordinanza è stata poi annullata, come sappiamo, dal prefetto e a nulla sono serviti i ricorsi del Comune prima al TAR e poi al Consiglio di Stato. Voglio concentrarmi su questa sentenza perché la ritengo particolarmente significativa, perché nel dispositivo i giudici fanno notare che la ratio della legge del 1975 è di evitare che l'utilizzo di caschi o di altri mezzi possa avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento, e il divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. Negli altri casi si legge sempre ancora nella sentenza che l'utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento è vietato solo se avviene senza giustificato motivo. Ora il Consiglio di Stato precisa ancora che l'utilizzo del velo generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture. E a dirlo questo è il Consiglio di Stato. Tradotto: la fede religiosa rientra tra i giustificati motivi previsti dalla norma in questione. D'altra parte, come è chiaro fin dal titolo anche della legge del 1975, disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, non era stata pensata per dirimere questioni culturali o difendere i diritti delle donne, ma esclusivamente per garantire la sicurezza. Le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte, pertanto, dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall'obbligo per tali persone di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo ove necessario a tal fine. Quindi ritengo che la Lega, da questo punto di vista,
ritorni in maniera ideologica a gamba tesa su una questione che andrebbe affrontata con mediatori culturali e non con un divieto. Ma voglio riprendere anche alcuni riferimenti, perché negli ultimi tempi mi trovo particolarmente in sintonia con Forza Italia. E voglio riprendere le dichiarazioni fatte su un quotidiano il 18 febbraio 2025 da Giulio Gallera, in occasione del dibattito per l'adozione della mozione in Lombardia per vietare l'uso del velo nelle scuole pubbliche nello specifico. Intervenendo afferma testuali parole: se noi ragioniamo e pensiamo che l'integrazione e la garanzia dell'autodeterminazione delle donne in questo caso si realizzi con un divieto, con un'imposizione, facciamo un errore gigantesco, perché non capiamo neanche quello che è successo negli ultimi decenni anche all'interno del nostro Paese, con il tema delle seconde generazioni, delle baby gang, del processo di inclusione che è fallito. Aggiunge: non basta vietare alle minorenni di venire a scuola in un certo modo per garantire l'autodeterminazione, perché una minorenne che arriva a scuola ha un genitore che le dice come vestirsi e quando esce da scuola torna a rivivere la stessa situazione. Quindi, per queste considerazioni su cui io mi trovo totalmente in linea, ritengo che l'integrazione dovrebbe avere l'obiettivo principale, dovrebbe essere l'obiettivo principale, ma non possiamo pretendere di ottenerlo con la forza, invadendo la libertà degli altri. Non vietare, ma bisogna lavorare per l'integrazione culturale. La sicurezza riteniamo che è usata strumentalmente per portare avanti una polemica anti-islamica, pertanto per tutte le considerazioni che ho rappresentato non prenderò parte alla discussione di questa legge. Grazie.